Allora, è già stato detto il numero delle pagine, il numero dei contribuenti, è stato anche letto 2 volte i titoli delle sezioni. Allora vi risparmio questo, però vorrei dire che in questi titoli la prima parola è opere e l'ultima parola è biografie, cioè diciamo quello che dovremo sempre tenere presente anche quando facciamo la storia del versante produttivo dell'arte. Ora qui ci concentriamo sul versante ricettivo dell'arte, la storia, diciamo, successiva al momento in cui l'opera, come dire, viene scoperta, no? Viene resa pubblica. Però, diciamo, questo partire dalle opere e arrivare alle biografie, secondo me, è molto utile per lo storico dell'arte. Insegnare storia dell'arte oggi significa scontrarsi con il culto della personalità, perché è caduto quasi tutte le nozioni tradizionali storiche, sono cadute quasi tutte. La gente non sa più né la storia né la geografia, non sa la filosofia, non sa la letteratura italiana, immaginiamoci le altre letterature, non c'è quasi nulla di tradizionale che è rimasto, ma il culto della personalità e l'idea che l'arte esiste se esiste un grande artista, e anzi, il grande artista viene come prius e l'opera viene come posterius, questo è graniticamente scolpito nelle menti dei nostri studenti. La difficoltà è naturalmente a questo punto insegnare la storia dell'arte medievale, no? Perché succede che ci sono, naturalmente, anche le opere d'arte medievali sono state fatte da artisti in genere piuttosto grandini, diciamo, però spesso non hanno un nome di battesimo, e spesso, anche se lo hanno fatto solo quell'opera. È classico, no? La gente ricorda Viligelmo, ma non ricorda lo scultore di Piacenza. Perché? Perché si antepone il carro dell'artista ai buoi dell'opera. Invece mi sembra una cosa molto buona ricordare che il primo mattone con cui ha a che fare lo storico dell'arte è l'opera. Questo è il vero elemento dal quale lo storico dell'arte deve partire. Anche quando fa la storia dell'arte, diciamo, dal punto di vista della produzione, immaginiamoci poi dal punto di vista della ricezione. E quindi io do per scontato che la storia del restauro, come la storia del collezionismo, come la storia della critica, come la storia del mercato artistico, come la storia dei musei, fanno parte della storia dell'arte, insomma, cioè è chiaro, fanno parte dello stesso pacchetto, che è stato spacchettato anche male, ad esempio nel braccio di ferro fra storici dell'arte moderni e storici dell'arte medievale si parte dall'anno 1400, che non vuol dire nulla. Uno, È un anno, 1401. sì, 1401, perché la professoressa di Amarcord ricorda che è stato fatto il concorso delle porte, Esatto. la porta nord del Battistero, naturalmente. Ma insomma, non vuole dire nulla. In Italia esiste una tradizione eccellente di studi che risale a Giorgio Vasari, per cui chi studia il 400 studia anche il 300. Insomma, è così l'Italia, è fatta in questo modo. Purtroppo questa tradizione ha avuto il demerito di non far studiare a nessuno ciò che precede Giotto in pittura e Nicola Pisano in scultura. Questa è una vera tragedia, naturalmente. Ma, come dire, la storia dell'arte è un insieme, come dire, molto complicato e similmente alla storia della letteratura. Chi può studiare la storia della letteratura senza studiare la storia delle teorie letterarie, diciamo da Bembo, per dirne uno, oppure senza studiare la storia della critica, cioè uno studia la storia della letteratura senza parlare mai di De Sanctis o di Croce, sembra una cosa impossibile, no? Allora la storia dell'arte è un insieme che include benissimo questo è un libro di storia dell'arte, eccetera. E serve a spiegarlo il fatto che dimostra, come dire, che il punto di partenza, il mattone con cui si costruisce, non è un essere umano nella sua realtà biologica. La biografia, secondo i greci, era il racconto della vita di un uomo dalla nascita alla morte. Già fare una biografia di uno vivente
Vasari si pone problemi nel 50 di fare la biografia di Michelangelo, perché ha fatto biografie solo di morti precedentemente, però dice talmente vecchio che al massimo può morire, insomma. Non era una cattiva idea, ma insomma, certo è dovuto giustificare. Il punto di vista mio è che è molto utile richiamare l'attenzione sulle opere. Le opere d'arte sono delle realtà molto complicate perché naturalmente sono sempre prodotti di situazioni, come dire, complesse, che poi si decide di infilare sul filo rosso che si vuole. Allora, tradizionalmente si infila sul filo rosso della biografia, per cui lo sposalizio della Vergine di Brera avviene prima della Madonna del Louvre, questo avviene prima delle stanze, poi si può fare la biografia di Raffaello, del principe dei pittori, no? Ma c'è anche un altro modo, si può fare una storia di quello che sta in un museo. In Italia, siamo a Roma, basta nominare Paola della Pergola, che cataloghi ha fatto, no? Prendendo come filo rosso le opere presenti in un contenitore, neanche pensate per quello come sarebbe avesse fatto la storia di una chiesa, diciamo, barocca romana, ma arrivate lì per varie vie, per collezioni principesche, per donazioni, perché qualcuno ha detto, boh, ci sono tutte le cose importanti del Cinquecento nordico, mettiamo anche questa lì a Roma. Si fanno per tecnica, un filo in cui è normale raccogliere i prodotti, ad esempio, dell'arte medievale, no? Il corpus di Goldschmidt degli avori carolingi o degli avori tutti fino al romanico. Si possono anche individuare dei maestri forse, ma il filo rosso lì è una tecnica specifica in un periodo e in una situazione geografica, in quel caso era l'Europa. Oppure si possono fare anche per l'iconografia, l'iconologia, abbiamo detto quanto è stato rinfrescante questo bagno. Come possiamo immaginare di fare una storia dell'arte che vada solo da Vasari a Lanzio, Cicognara, a Longhi? Ma insomma, secondo me è anche interessante domandarsi la storia dell'iconografia del battesimo di Cristo. Non è una cosa dalla quale non vengano fuori degli argomenti interessanti per la storia dell'arte. Tutti questi aspetti riguardano, diciamo, quello che un maestro di tutti noi, scomparso troppo presto l'anno scorso, Enrico Castelnuovo, diceva il versante in salita, no? Della montagna storico-artistica. Poi c'è un altro versante, quello della fortuna dell'opera. Questo è un buon termine, è un termine anche molto illustre nella storiografia, fortuna e sfortuna di, fin dalla storiografia ottocentesca si fa la fortuna e la sfortuna. In quel caso la scienza portante era la storia letteraria. Vorrei ricordare che la storia dell'arte non è esattamente il corrispondente della storia della letteratura. Di nuovo, se si fa una storia dell'arte italiana in questo modo, si parte inevitabilmente dal 200, cioè da quando ci sono i poeti siciliani e poi eccetera. Ma come mai si parte dal 200? A Venezia bisogna partire molto prima, o anche a Pisa dall'undicesimo secolo, e altrove da molto prima, se si va nell'impero carolingio, insomma, non è data mai una volta per tutte. Esiste una differenza essenziale poi, riguarda solo il dato storico della letteratura italiana e della storia dell'arte italiana, ma esiste una differenza strutturale, come dire, esistenziale delle opere che precede la storia. La storia dell'arte è fatta di cose e non di parole. Se io ho una buonissima edizione Burr della Divina Commedia, io leggo Dante e lo posso leggere in contemporanea con 1000
o 2000 o 10.000 altre persone che hanno comprato quella stessa edizione. Se io voglio vedere Michelangelo, devo andare alla Cappella Sistina. E basta la bomba di uno sciagurato e Michelangelo non c'è più. Questo è il punto. È un fatto materiale, l'opera d'arte. E su questo si può, come dire, correre una strada che non vorrei correre, una strada ideologica. Non è una questione ideologica, è una questione strutturale. L'opera d'arte è fatta di cose. Lo riconosceva già un poeta fiorentino, il Berni, scrivendo ad un pittore veneziano, Sebastiano del Piombo, a proposito di uno scultore grandissimo, Michelangelo. Dice dei letterati, lui dice cose e voi dite parole. Questa è una differenza non solo di giudizio come la intendeva lui, ma proprio una differenza strutturale. È questo che rende naturalmente la storia materiale degli oggetti, quindi dove sono stati conservati, che interventi hanno subito, interventi, come dire, di facimento alle volte, oppure di restauro. Ma ecco, questo è estremamente interessante, estremamente, come dire, prioritaria per svolgere una storia dell'arte come si deve. Se io non so che una certa opera, come dire, è stata oggetto di certi interventi in certi momenti, in certi luoghi, non posso evidentemente fare una storia completa di quest'opera. Non posso nemmeno capirla, direi non posso nemmeno guardarla. E qui l'occhio, vero, dovrebbe essere esercitato anche nei nostri studenti. Il fatto richiamato prima del virtuale e del reale è un fatto tragico oggi. Cioè succede a Pisa di interrogare sul pulpito di Giovanni Pisano nel Duomo, lasciamo perdere i problemi di restauro e di ricostruzione, è un caso quasi classico, ma di avere degli studenti che non sono andati a vederlo, che non sono andati a vederlo. Quindi, come dire, l'abitudine, è chiaro, un tempo io dicevo sull'Argan, sul manuale dell'Argan, come dire, il soffitto di Würzburg di Tiepolo naturalmente è grande come una miniatura carolingia, solo si vede in orizzontale invece che in verticale naturalmente. Ma insomma, troppo poco direi per capire la differenza, ma quello è un libro, si legge. Ora i ragazzi vedono tutto su internet, è un'immagine luminosa, con la conseguenza che, storia delle tecniche per l'appunto, raccontare una tecnica artistica vuol dire non trovare riscontro nell'immaginario di chi ti ascolta. Allora, lo smalto traslucido su basso rilievo, tecnica gloriosa dell'oreficeria medievale italiana, è una tecnica, come dire, non così difficile, no? Si fa un rilievo scavando la lastra di argento con delle piccole inclinazioni, molto poco, come una specie di schiacciato, molto schiacciato donatelliano. Poi si mette sopra una pasta vitrea che sia nel contempo trasparente e colorata, in modo che quando va a cadere su una emergenza il rilievo appare chiara e dove va a cadere dove l'artista ha lavorato molto appare scura e quindi si capisce quello che dice Vasari, è una sorta di scultura divenuta pittura. Allora poi si può fare anche l'esempio, qualcosa di simile avviene nel pollo in gelatina, quei fortunati che se lo possono mangiare naturalmente. Allora si vede dove la gelatina è sottile, il pollo si vede bello rosa, se no si vede marrone. Beh, tutto questo nella maggior parte dei giovani italiani fra i 18 e i 20 anni non significa nulla, perché non esiste nessuna pratica manuale. Se già lavassero i vetri sarebbe utile, naturalmente, oppure dessero lo straccio in terra. Cioè il lavoro materiale
che è stato uno dei settori che ha permesso il recupero dell'arte visiva, cioè è stato attraverso il riconoscimento della dignità anche del lavoro materiale che le arti visive sono state recuperate, mica solo perché sono state paragonate alla musica o alla poesia, anche perché a un certo momento qualcuno ha riconosciuto che avesse un valore in sé l'agire con le mani, prima gli attori e dopo gli artisti, naturalmente. Ecco, questo è qualche cosa che è lontanissimo da noi, è lontanissimo dalla cultura media nostra. E quindi studiare questo aspetto e accedere all'opera d'arte attraverso la sua materialità, ma nella concretezza, voglio dire, di tutto quello che riguarda questo termine, che questo termine coinvolge, è un grandissimo servizio. Ai nostri studenti è necessaria questa esperienza. Quindi essere portati in un laboratorio di restauro, essere portati da un artista, anche un artista tradizionale, un artista non particolarmente, come dire, alla pace. Anzi, questo naturalmente sarebbe molto utile per combattere quel culto della personalità che vediamo attualmente in termini tragici nella politica. Tragici. Prima era solo nel mondo dello spettacolo, adesso è nella politica ed è anche nella storia della cultura. Cioè, ci interessa non tanto come è fatto l'oggetto, quanto chi l'ha fatto e quanto era, diciamo a Pisa si direbbe ganzo chi lo ha fatto. Allora questo secondo me è un aspetto molto importante. Vorrei aggiungere solo una considerazione. Sarebbe stato utile che qualcuno di noi avesse letto almeno i nomi e i cognomi di tutti gli autori, ma forse è troppo lungo e troppo noioso. Voglio dire che quella larghezza geografica a cui si accennava prima, diciamo dal punto di vista degli oggetti, riguarda anche gli autori, cioè noi qui abbiamo autori italiani, un numero molto ampio, e fra essi persone, come dire, che hanno già dato anche tante prove, così come persone più giovani, abbiamo autori tedeschi, abbiamo autori spagnoli, una vivacità che per chi non è del mestiere è apparsa, come dire, entusiasmante, autori russi. E questa, diciamo, comunità mondiale del mondo del restauro ha dietro di sé, in qualche maniera, la comunità mondiale del mondo del mercato degli oggetti mobili, che fino al Settecento, diciamo, aveva nella grande nobiltà e colta nobiltà russa, alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento, naturalmente una partecipazione entusiasta. Ecco, quello che vorrei dire, io mi permetto non di rileggere, ma di ricitare il passo prima citato di Chiara Piva, cioè non deve essere un mestiere. Cioè stiamo molto attenti che le nostre discipline non divengano dei mestieri che si fanno, come dire, degli argini. Ognuno di noi segue delle piste di ricerca e le piste di ricerca portano dove devono portare. In più direzioni portano, più è possibile dire o incontrare qualcosa di interessante. Questo lo dico non solo, come dire, in previsione di non fare di ciò che non può essere specialistico una specializzazione. Immaginiamoci, diciamo, una storia del restauro come una disciplina che diventa una disciplina autonoma, una cosa terribile, perché lo storico del restauro deve essere una persona che ha esperienza delle opere d'arte, deve essere una persona che ha esperienza delle fonti scritte, abbiamo visto quanto sono importanti. Esiste addirittura un vocabolario del restauro, vero? Un vocabolario specifico che non si può, come dire, ricreare in 448, che ha una sua stratificazione storica. Esiste, diciamo, per chi affronta situazioni che non ci sono più familiari, come il mercato ottocentesco o settecentesco, naturalmente la storia del commercio delle opere d'arte. Allora, io credo che noi non dobbiamo né cadere
nel pericolo di una settorialità, né cadere nel pericolo di una genericità. Lo studio storico obbliga sempre, diciamo, ad un controllo ed è sempre interdisciplinare. Non è possibile studiare, diciamo, un oggetto senza una curiosità su ciò che è vicino. E di questa, diciamo, attitudine anche degli studi sul restauro, questo libro mi sembra dia una rappresentanza assolutamente positiva. Grazie. Grazie Marco per questo bellissimo intervento, per aver rappresentato con tanta chiarezza, con tanta lucidità l'articolazione così complessa dei nostri studi, la loro ricchezza. E certamente il problema della virtualità, no, che caratterizza la civiltà che viviamo di questi tempi è un problema fortissimo, voglio dire. Alcuni di noi hanno visitato poco prima dell'inizio di questo bellissimo pomeriggio l'archivio dell'Accademia di San Luca. Niente di tutto questo accadrà più per il futuro, non esisteranno più gli archivi come noi li riteniamo. Come posso dire, io sono contento di non esserci in quel momento. Qualche cosa evidentemente dovrà sostituire quei volumi cartacei ben rilegati che noi vediamo di sopra, ma in realtà non sappiamo ancora cosa, non sappiamo ancora come, non sappiamo ancora quali generi di filtri, di selettività opereranno, insomma, se corrisponderanno davvero a giudizi per cui sopravviverà quello che è più rilevante, quello che è più importante, quello che ha più valore, insomma, quindi sono degli interrogativi tremendi. Ecco, mi permetto però relativamente al pulpito di Giovanni di cui parlavi, una considerazione a margine della quale forse non teniamo sufficientemente conto. Questo non è per scusare, come posso dire, niente, ma ci rendiamo conto di come oggi sia più difficile l'accesso e l'accessibilità a certe classi di opere d'arte rispetto ad alcuni anni fa, nemmeno tantissimi, quando nelle chiese adesso si deve pagare il biglietto, quando si fa la divisione fra quelli che ci vanno per pregare e quelli che ci vanno invece come turisti, quando a un certo punto agli ultra 65enni, parlo pro domo mea naturalmente, è stata tolta la frequentazione gratuita dei musei, eccetera, eccetera. Quindi in realtà l'opera d'arte oggi è più lontana rispetto a come era 20-30 anni fa ed è una situazione dalla quale siamo tutti colpiti in qualche modo. Poi, certamente in qualche modo veniva fuori anche il problema quando tu richiamavi la cosicità dell'opera d'arte, no? Cose, non parole. E quindi sempre di più il problema dell'originalità. Ora poi ci si arriva non intesa come la Chiesa della Calabria di cui abbiamo sentito parlare prima, ma da qualche parte comunque sia questo concetto deve essere possibile in qualche modo riconoscerlo in tutta la sua criticità, in tutta la sua difficoltà, in tutte le sue articolazioni, però nel momento in cui noi lavoriamo su un'opera e valutiamo qualche cosa a questo proposito, sia il suo valore artistico, quello storico, quello che vogliamo, però intanto sapere che cosa rimane di quello che effettivamente l'artista avesse un nome o un cognome arrivato fino a noi, oppure fosse quello che per oggi per noi è un anonimo, ecco, da qualche parte invece ci doveva essere. Quindi questo magari su questo problema poi dirò un paio di cose dopo, anche perché siccome è già stato richiamato un paio di volte il nome di Roberto Longhi, ecco, insomma su questo poi voglio aggiungere qualche cosa. Però appunto il problema della originalità e della cosità dell'opera d'arte fa sì che noi passiamo adesso molto volentieri la parola a un restauratore come Paolo Violini. Guarda che Ganzo si dice anche a Firenze, non soltanto a Pisa.